Credo che la migliore maniera di far vedere la Sardegna al mondo è quella di andare direttamente a casa di quello che potremmo chiamare uno dei nostri principali clienti a livello turistico, un'ottima iniziativa dal punto di vista della promozione. Vivo da 15 anni qua, siamo una comunità sarda molto importante, quasi 1500 persone, e sono molto legato anche alla comunità della gente di Mamoiada, e è stata veramente una bellissima iniziativa. Da 15 anni ormai sono cittadino mezzo algherese, mezzo catalano, amo Barcellona ma non potrò mai dimenticare la Sardegna. Diciamo che Barcellona è la mia casa e la Sardegna è la mia vita. È un'emozione grandissima perché sono tradizioni così ancestrali, così belle, così fanno parte della storia dell'umanità, di un'isola così bella come la Sardegna. Vederle qua nella città di Barcellona è un'emozione grandissima, davvero. Anch'io sono isolano, io sono siciliano e adoro la Sardegna. E la Sardegna mi ha dato tanto, l'ho conosciuta tardi ma l'adoro, ogni volta che posso ci vado, e vederla oggi qui a Barcellona, ripeto, è un'emozione grandissima, da ripetere tutti gli anni. Cosa ti ha colpito della sfilata? Beh, naturalmente i costumi, ma soprattutto lo spettacolo dei Mamutones, è qualcosa che entra, è talmente viscerale che non si può spiegare, è una cosa che riporta indietro nel tempo, in un'epoca che non abbiamo mai vissuto ma che immaginiamo fosse incredibilmente piena di significati, di rapporti fra l'uomo e la divinità e il mondo animale, inspiegabile. Quindi per questo è misterioso e affascinante. Come